Fa molto freddo. Sì, come diventiamo caldo? Possiamo bruciare il mio manoscritto. Ciao, io ho il vino, i sigari e i cibi, ma dobbiamo salvare i cibi per la settimana. Stasera mangiamo a Caffè Momus. Ciao, mi dispiace interrompere. Perché vieni? Avete bisogno di pagare l'affitto? Ah, Benoit, tu è più simpatico. Grazie, ma ho bisogno di il tuo affitto. Benoit, vuoi di vini? Sì, per favore. Come stai, Benoit? Bene, ma mia moglie? Tu hai una moglie? Sì, Hai bisogno di partire. ma voi non avete pagato l'affitto. Ciao Benoit. Allora, non partiamo uscire. Ho bisogno di finire il mio articolo, ma andrò quando finisco. Ciao, ho bisogno di aiuto. La mia candela ha spento. Può accenderla? Sì, Mimi. I miei amici aspettano per me a Caffè Momos. Vuoi venire con me? Sì. Ah, Rodolfo, vedi là una donna che entra ora? Sì. E lei è con Alcindoro, il ministro. Lei è la donna più bella nel mondo. Si chiama Musetta. La mi manca molto. Marcello, non vedi che lei ti non ama il suo ragazzo? Non posso così dire. Va, lei dice quanto la ami. Ciao Marcello, quanto tempo è passato da quando ho visto per l'ultima volta? Troppo tempo. Come stai? Chi è l'uomo che è con te? Oh, non è importante. Ah, Musetta, è chiaro che non sei si dimenticata. Voglio vederti dopo questo dove posso incontrare? Musette, dove sei? Oh, Alcindoro, più andare per riparare la mia scarpa, non va bene. Certo, verrò presto. Qualsiasi cosa per il mio amore. Musetta, verrai con te? Sì, per favore. Andiamo. Non ho soldi, abbiamo bisogno di andare attraverso diretto. Dove è il mio amore? Ho riportato le sue scarpe. Qui è il conto. Devi pagare al pronto. Dove è Musetta? Ho la sua amici. Loro pagano senza te. Ma tu ancora devi pagare il conto. Oh Marcello, ho bisogno del tuo aiuto. Stai bene? Cosa ha fatto? Rodolfo, lui mi ha lasciato ieri sera perché era geloso. Rodolfo è dentro addormentato, ma la sua voce è molto preoccupante, non suona bene. Marcello, Mimi, dove sei? Mimi, di là. Marcello, ho paura che Mimi sia molto ammalata. Siccome io non ho molto soldi, non so come aiutarla. Spero che lei trovi un uomo ricco, qualcuno che possa aiutarla. Rodolfo, non possiamo questo più. Restiamo insieme fino alla primavera. Il nostro amore è più grande dei nostri problemi. Musetta, sempre vedo che ci sia molto provocante che gli altri uomini. Perché? Marcello, hai bisogno di rilassarsi. Ciao Rodolfo, come stai? Io sono triste. Io mi manco Mimi. Anch'io. Ho visto Musetta ieri con un uomo e ci siamo. Ciao a tutti. Abbiamo portato molto cibo per tutti. Mangiamo. Che bello! Grazie amici. Ciao, mi dispiace, non volevo venire, ma ho incontrato Mimi e lei è molto ammalata.
Ho lasciato il mio ragazzo, solo voglio vedere a Rodolfo. Devi adigiarsi. Abbiamo bisogno di soldi per le medicine. Io vado a vendere I miei orcini per soldi. Io vado con te. Ciao. Io posso vendere la mia vecchia giacca. Bernard, può andare con me? Certo. Ciao Mimi, spero che tu senti migliore. Spero che torniamo presto con medicina per te. Rodolfo, io ti amo ancora. Anch'io mi si mangiato molto. Ho il confano rosa che ti ho comprato quando prima ci siamo conosciuti. Che bello! Ti ricordi la chiave e le candele della prima notte che ti ho conosciuto? Sì, certo! Abbiamo tornato con medicina. Sì, anche ho un manicotto per Mimi. È bellissima, grazie. Come ti senti, Mimi? Mi sento male, ma sono felice perché sono con Rodolfo. Prego, che ti senti migliore, Mimi. Buona idea. Io anche prego per te. Credo che lei sia morto. Mi dispiace, Rodolfo.